Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ospite il rettore della Basilica del Santo, padre Oliviero Svanera. Allora, abbiamo già parlato praticamente di come hanno vissuto quest'anno i frati della Basilica, che poi frati che sono impegnati molto per i poveri. Sì, c'è da dire che proprio anche l'altro giorno abbiamo avuto un incontro con il direttore della Caritas di Padova, così per riflettere insieme su come aiutare tante situazioni che ovviamente si sono create. Ecco, lei accennava all'aspetto appunto economico delle parrocchie o delle chiese, ma in realtà credo che l'impoverimento che ha determinato questa situazione ha raggiunto tanti nuclei familiari, purtroppo appunto anche tante aziende, tanti posti di lavoro, la dimensione del turismo in modo particolare. Io penso appunto anche a cosa significa per la città di Padova, per la stessa Basilica, il fatto di aver avuto un blocco da questo punto di vista. Quindi l'impoverimento è oggettivo e come frati, attraverso l'opera del pane dei poveri, attraverso la Caritas Antoniana, abbiamo attivato una serie di progetti per aiutare le famiglie. Vorrei anche citare qui un'associazione che è quella dei Volontari della Speranza, un'associazione che opera sul territorio. Se qualcuno vuole venire in via Orto Botanico vedrà 2 volte al mese questa associazione che distribuisce dei pacchi proprio di viveri per le famiglie e anche li porta a domicilio laddove le famiglie non possono, per problemi, penso agli anziani, penso a tante persone sole, non possono venire in via Orto Botanico per questa diciamo, raccolta di beni. Quindi abbiamo cercato così nei limiti con queste vie di attivare iniziative che anche proprio fossero capillari da una parte e potessero anche raggiungere situazioni anche a livello nazionale, perché la Caritas Antoniana opera a livello nazionale e anche internazionale. Teniamo presente che normalmente lei pensi che la Basilica del Santo raccoglie dalle 70 alle 80 nazionalità che vengono in pellegrinaggio qui. Quindi pellegrini da tutto il mondo, legami con tutto il mondo, con la Basilica del Santo, progetti che quindi sono stati attivati proprio per sostenere anche comunità cristiane in tante parti del mondo. Lei lo sa, le prendo una parentesi perché l'avevo impegnato. Sono stato a Lisbona, le ho mandato anche delle fotografie, perché a Lisbona sono andato a vedere, ovviamente lì dicono guarda, Sant'Antonio è nostro, non è mica vostro, ci dicono, scherzosamente. Beh, difatti noi tecnicamente diciamo Sant'Antonio da Lisbona e di Padova. Poi se uno va in Portogallo si accorge che loro in realtà lo sentono portoghese a tutti gli effetti, insomma, per cui hanno una tradizione molto viva anche a Lisbona in modo particolare, c'è tutta una dimensione di devozione attorno proprio al luogo natale del Santo. Però questa è una rivalità così simpatica. Io quella volta credo di averle mandato anche un messaggio su WhatsApp proprio del Santo di Lisbona, ho detto faccio un po' vedere, che sicuramente conoscerà, era un attimino un po' per la simpatia che ci accomuna. Che Natale sarà, padre Svanera, questo secondo lei, sotto il profilo della fede? Sarà un Natale che i fedeli prenderanno in maniera diversa, sotto un profilo che magari può migliorare anche la fede nei confronti di Dio? Cioè, che Natale sarà, visto quello che è successo, che ovviamente ha toccato tutti, ha preso paura tutti e si sta vivendo in un modo diverso e è cambiato il mondo completamente di tutti? Sì, prima accennavo al fatto che noi nella fede leggiamo le vicende non solo dal punto di vista immediato, e quindi pensando che c'è una dimensione negativa, demoniaca magari, che sta in qualche modo seminando tutti i dispiaceri e le disavventure e le sfortune della realtà. Noi leggiamo la nostra vicenda sempre con uno sguardo di fede, perché sappiamo che, dicevo all'inizio, che è lo Spirito Santo che conduce la nostra storia. Allora questo Natale, per certi versi, ma non vorrei che fosse percepito male, può essere più autentico di quello che noi immaginiamo. Mi piace.
Mi piace il rapporto autentico. Perché in genere noi abbiamo comunque un'idea del Natale a volte un po' favolistico, non dico consumistico, ma comunque Anche c'è un consumistico. po' di tutto, ecco, cioè, certamente ecco, c'è un po' di tutto nel Natale, ma adesso io credo che forse potremmo andare di più all'essenziale, in questo senso dico sarà più autentico. Dal punto di vista della fede, voglio dire, se noi Anche immaginiamo... perché, padre Vanelli, mi scusi, si vivrà più in famiglia, non si potrà andare in Sì, giro a balordi di qua e di là. però dal punto di vista spirituale noi a volte non pensiamo, cioè Gesù Cristo nasce in una mangiatoia, non nasce in un hotel, no, perché si dice che non c'era posto Questa idea che richiama, diciamo, colpiva molto San Francesco perché guardava la povertà della nascita di Cristo, io credo che possa rimbalzare anche su di noi e dire ma che cos'è essenziale nella nostra vita? Giustamente lei adesso parlava del fatto che saremo chiusi in casa, ci mancherà forse questo contatto più ampio, ma forse avremo la possibilità di capire anche il senso di una solidarietà con tante situazioni che così proprio perché sono precarie magari rimbalzeranno di più anche nel cuore delle persone. In effetti lei ha pubblicato un libro, Amarsi da Dio, che praticamente entra nel mondo biblico, no? Giusto? Proprio delle famiglie, quindi siamo vicini perché lei in questo libro insomma, parla delle famiglie, di diverse famiglie, mi sembra 6-7 famiglie, non vorrei sbagliare. Perché sorride? No, perché non mi aspettavo che lei conoscesse che ho scritto un libro, però va bene. Lei pensa, come l'ultima volta che è venuto qui da me, e io le ho fatto delle domande curiose, semplici, magari banali sotto un certo profilo, che riguardavano la basilica, come si fa a pulire la basilica, e me l'ha ripetuto 2 o 3 volte. Ho detto stavolta non gli faccio la domanda come pulire la basilica o come costruiscono il presepe, lo andiamo più su un profilo un po' più, alziamo l'asticella. Allora ho cercato di alzarla, al di là delle battute, padre Svanera, però appunto questo libro che parla appunto delle famiglie in questo momento, che è una cosa molto importante, e lei poi si è addentrato specificatamente in questa sua pubblicazione. Ma insomma, come non guardare al Natale alla famiglia di Nazareth, come non guardare al fatto che il Papa, per esempio, ha diciamo, indetto un anno dedicato a San Giuseppe, il prossimo anno, una figura così che a volte è un po' in sordina nel presepio, perché certamente emerge la figura di Gesù e di Maria, però è la famiglia, ecco, che diventa un po' il prototipo anche del riferimento alle relazioni più immediate che noi viviamo, perché noi cresciamo in famiglia, siamo educati in famiglia, viviamo l'esperienza della fraternità, della relazione benevola, buona e dell'educazione anche al bene in famiglia. Quindi il presepio è l'immagine e il Natale è l'immagine più bella che richiama anche quelli che chiamiamo un po' i valori della famiglia nel senso più autentico. Ecco, questo Natale può unire di più per quello che è successo alle famiglie, secondo lei? Ma io credo che ci saranno varie sfaccettature. Io temo anche tanta solitudine in questo Natale, perché è vero che ci sono le famiglie, ma è vero che ci sono anche tanti nuclei che sono così in realtà senza delle relazioni immediate o prossime. E penso agli anziani, penso alle persone così che hanno situazioni di conflitto o comunque di lacerazione all'interno delle famiglie. È già il Natale di suo in qualche modo il momento anche più intimo, più fraterno. In questo modo sarà anche un po' più difficile anche viverlo sapendo che i ricongiungimenti, le relazioni saranno un po' più complicate. Però ripeto, tutto questo forse può anche diventare un'occasione di una riflessione sulla profondità del Natale che richiama in realtà proprio al senso dell'unione, della solidarietà, della dignità di ogni persona e quindi di come essere prossimi a chi magari potremmo avere vicino o a chi potremmo aiutare. Alla Basilica del Santo, come in altri luoghi, ci sarà per esempio la comunità di Sant'Egidio,
che cercherà di far sentire famiglia, far sentire prossime le persone che sappiamo sono lasciate un po' a se stesse e in queste situazioni non potranno vivere la cena di Natale, non potranno vivere il momento, diciamo così, conviviale, ma avranno qualcuno che pensa a loro, qualcuno che gli regalerà un sorriso piuttosto che un regalo, e questi sono segni di cui abbiamo bisogno. Di solidarietà importanti. La solidarietà è una cosa fondamentale, sicuramente aiuta a moltissime persone. Ritornando invece alla sua pubblicazione, cosa pensa delle famiglie di oggi? Che per via del troppo benessere, per via di una vita agiata per molte, guardiamo la maggioranza, che se c'è un mondo che ha molte persone povere, non è più quella famiglia che era unita come lo era una volta, quando c'erano quelle famiglie padronali dove si vivevano tutti nella stessa casa. Oggi un po' proprio per il benessere la famiglia si è staccata da essere famiglia, oppure secondo lei no, la famiglia è comunque ancora una famiglia, un punto di riferimento importante? Beh, allora, io guardo alla famiglia con fiducia, altrimenti, diciamo così, non avrei scritto e soprattutto non avrei tutta una serie di attenzioni che riguardano la formazione, ma è la parte un po' più duretta della Bibbia, insomma, sotto un profilo. Però, ecco, voglio dire, intanto non facciamo tanta poesia sulla Bibbia, perché in realtà nel libro, come chiunque voglia andare a vedere, non è che nella Bibbia le famiglie siano il top perché c'è la famiglia certamente di Nazareth, ma se si guarda a tante altre situazioni troviamo, ecco, conflittualità, lacerazioni, ferite. Quindi la Bibbia è fonte di ispirazione anche in un contesto come il nostro, dove la famiglia è anche, diciamo così, segnata da queste situazioni di un po' di frammentazione, di discussione, di difficoltà anche di composizione. Causata da cosa secondo lei, padre Svanella? Allora, lei fa riferimento prima agli aspetti economici. No, le chiedo comunque, in generale magari. Io dico sicuramente dal punto di vista culturale c'è un clima segnato da una serie anche di correnti, di pensiero, eccetera, che hanno un po' così corroso il concetto, l'idea, il vissuto, l'esperienza della famiglia così come noi la immaginiamo. Ma dico come la immaginiamo perché in realtà come la immaginiamo? Ecco, io credo che ogni tempo, ogni diciamo, situazione anche storica ha bisogno, come dire, anche di dare senso alle cose che noi immaginiamo, insomma, per cui guardiamo la famiglia di Nazareth e poi ci domandiamo come oggi è possibile annunciare ai nostri giovani che è bello costruire delle relazioni stabili, significative, generative, e non invece semplicemente, diciamo, consacrarsi al provvisorio, all'instabilità, ad una certa visione anche edonistica della relazione, che poi in realtà lascia vuoti, lascia probabilmente con un senso anche di precarietà e di solitudine. Un'esperienza che stiamo facendo in questi anni alla Basilica è anche l'attenzione ai single, per esempio, che sono una categoria che a volte non si considera, ma che segnala come in realtà il bisogno di creare relazioni significative sia un bisogno molto vivo. La Chiesa ne è responsabile di questo secondo lei o no? La Chiesa le faccio questa perché oggi la Chiesa è oggettivamente, per tutto quello che sta accadendo, in difficoltà, meno gente che pratica le parrocchie, che praticano le messe, molti meno preti, addirittura certi preti vengono divisi in più parrocchie, quello che sta facendo il Papa l'abbiamo visto, pedofili, è successo un po' di tutto e quindi la Chiesa per questo è andata un attimino in difficoltà. Come vede lei, padre Svanella, in futuro la Chiesa e ovviamente ritornando al concetto di prima, se questa Chiesa è stata una piccola parte, mettiamola così, che non ha contribuito a tenere unite le famiglie? Uso questo termine magari esagerato. Non so se ho posto bene o male la domanda. Insomma, adesso io... no, il suo pensiero, ovviamente. Allora, io credo che la Chiesa sia, passi questo termine, un'agenzia culturale all'interno di altre agenzie o in relazione o in correlazione ad altre agenzie culturali, penso appunto alla scuola piuttosto che alla politica, piuttosto che all'economia. Quindi
La Chiesa fa la sua parte. Io credo che anche questo tempo che stiamo vivendo ci potrà restituire un'immagine, diciamo, più... Ma è stato sbagliato qualcosa secondo lei, padre Svanera? Io posso immaginare che a volte ci sia stato così come dire, un cullarsi su una tradizione cristiana, su un cristianesimo che, ecco, pensavamo un'età cristiana, una cristianità che si è pensato per troppo tempo che potesse mantenersi con i ritmi, le attenzioni, le frequentazioni, eccetera. Lei parlava appunto dei sacramenti, delle chiese, eccetera. Credo che si sia forse capito un po' tardi che il mondo cambiava, che la cultura ha bisogno di fermenti, di essere riletta dal punto di vista spirituale, con innovazione, con creatività, con proposte anche nuove, per intercettare le nuove generazioni in modo particolare, perché quelle, diciamo, orientano anche il futuro del mondo e della Chiesa. E forse invece, ecco, ci sia stato così una certa fatica, una certa lentezza nel farsi carico di un cambiamento che poi in qualche modo ha anche coinvolto ma la in virtù di questo, è una chiacchierata così, padre Svanera, in virtù di questo c'è la possibilità di migliorare questo momento difficile da parte della Chiesa in modo tale che, faccio un esempio banale, oggi se prendo un esempio i matrimoni, una volta su 10 matrimoni 9 si svolgevano in Chiesa e uno in comune, tanto per rendersi l'idea, oggi è quasi l'opposto, ecco, si può ritornare a quel periodo lì oppure il mondo è cambiato anche sotto questo profilo e se la Chiesa e chi dirige la Chiesa può cambiare questo modo che sta facendo scendere la frequentazione nelle chiese, perché tanti dicono io credo in Dio, l'avrà sentito anche lei, io credo in questo, però non credo nei preti, faccio un esempio. Ecco, si può far cambiare questa mentalità in un futuro imminente secondo lei o sarà davvero difficile? No, allora intanto i tempi non tornano indietro dal mio punto di vista, cioè c'è una frase di Sant'Antonio che dice quando, dal punto di vista spirituale, pensiamo dal punto di vista anche pastorale, quando non si progredisce già si regredisce. Quindi, non fa una piega ragionamento di quindi se lo dice Sant'Antonio è per dire che in realtà non è che io sono anche più negativo di quello che lei sta dicendo, la gente neanche si sposa più, i nostri giovani, lei sa che in Italia c'è un calo dei matrimoni sia in chiesa che in comune, insomma cioè, ci sono convivenze, ci sono unioni di fatto, non c'è tanta prospettiva neanche generativa, anche qui i dati di questi mesi anche di pandemia ulteriormente aggravano situazioni di futuro, perché è il futuro che in qualche modo lo si vede incerto e chi costruisce o immagina una relazione e immagina anche di una certa fecondità di questa relazione, oggi è frenato da tante situazioni complicate. Con ciò, io ripeto, la Chiesa può fare la sua parte per annunciare che in realtà alcuni aspetti di quelle che noi chiamiamo appunto la famiglia di Nazareth, che sono questa capacità di cura che esprime Maria, piuttosto che la capacità di farsi carico di responsabilità che esprime Giuseppe, piuttosto che di tenerezza e di dolcezza e di capacità di proporsi con benevolenza o benedizione che ci dà il sorriso di Gesù, per fare degli esempi semplici guardando la dimensione della famiglia di Nazareth, tutti questi semplici valori umani, profondamente cristiani, possono essere riproposti, ripresi, riannunciati, ripresentati con delle forme che sta a noi avere la capacità di riproporre, ognuno dalla sua parte. Cioè, è stato molto chiaro e ci vogliono anche ci vorrebbero tanti frati, tanti preti come lei. Vabbè, detto questo che è una... Senta, padre, siamo in chiusura, io do la telecamera, adesso che lei può dare appunto un saluto a tutti i nostri telespettatori e potrà dire tutto quello che vuole. Prego. Beh, allora io qui tanto ringrazio di questa occasione e mi rivolgo un po' anche a chi ci sta seguendo con un augurio semplice di Natale. Ascolteremo, per chi avrà la possibilità di seguire le liturgie natalizie, l'annuncio del profeta Isaia che dice: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, sul mondo tenebroso una luce brillò. Ecco, l'augurio
è che in questo momento un po' notturno, un po' umbratile, ecco, un po' tenebroso, possiamo sentire la presenza di Gesù come una presenza di luce che orienta, come ha orientato il cammino dei magi, la stella luminosa, il sole che sorge dall'alto, possa essere un sole che scalda i nostri cuori, che ravviva la nostra fede, che ci dona speranza e che ci fa sentire che possiamo guardare al futuro sentendo la benedizione del Signore, quella benedizione che il Signore ci dona venendo tra noi dicendo: siete importanti, siete una ricchezza, siete figli miei, siete amati e benedetti. Che sia un Natale allora per tutti noi di benedizione e di gioia. Grazie Padre Olivero Svanera, buon Natale anche a lei. Grazie a lei, grazie dell'invito, buon Natale a tutti. Io do un buon Natale ovviamente a tutti i nostri telespettatori e ci rivedremo mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta.